L'ho bruscamente interrotta che mi stava dando Sì, dei numeri interessanti, prego. Sì, stavo dicendo appunto che se noi riduciamo da 21 a 7 USL o 7 aziende sociosanitarie, secondo me vedo questo pericolo che vi sia un vuoto di direzione, un vuoto di programmazione e di gestione dei servizi a livello territoriale, dei punti più lontani della città capoluogo. Questa è la mia preoccupazione. Poi, ripeto, se domani mattina nella programmazione sociosanitaria veneta abbiamo un riscontro sul versante dei distretti, quindi soprattutto aumentano vuol dire personale, medici, fisioterapisti, insomma tutte quelle persone che sono necessarie in quei punti. Se i medici di medicina generale entrano nel percorso dell'H24, se c'è una politica appunto di intervento sulla prevenzione, la riabilitazione a livello territoriale, parte l'assistenza domiciliare integrata, a questo punto possono anche chiudere tutte, adesso per assurdo fare la provocazione, diciamo, gli strumenti, diciamo così, di burocrazia, per dire gli strumenti che governano dal punto di vista sociosanitario, che sono poi l'espressione della Regione Veneto. Ma se non ho questa certezza, il cittadino che si trova molto lontano rispetto, diciamo, al nucleo forte, che è quello appunto della città capoluogo, diventa, dal mio punto di vista, un pericolo vero, di un disservizio, di una difficoltà. Poi il risparmio è limitato. Cioè va comparato abbiamo un po', 8 miliardi e mezzo di finanziamento che proviene, diciamo così, dalle casse dello Stato per il Veneto. Se risparmio qualche milione perché magari non pago più un dirigente, a parte che io ho qualche dubbio anche su questo, perché domani mattina, se per esempio non ci sarà più, faccio sempre l'esempio della Bassa Padovana perché è la zona di mia provenienza e la conosco, se non ci sarà più l'azienda 17, che è quella appunto di Este Monselice, inevitabilmente diciamo il capofila provinciale, che sarà, non so, l'azienda sanitaria di Padova, inevitabilmente dovrà mandare qualche dirigente per vedere come funzionano gli ospedali in quella realtà, o i distretti o i punti di riabilitazione in quella realtà, e quindi il costo del pendolarismo, il costo dello stipendio, della retribuzione, ripeto, sarà un risparmio di qualche migliaio di euro, questo per farla proprio in sintesi la cosa. Ma se questo risparmio mi crea poi un vuoto di qualità e di quantità di prestazioni, io creo comunque un effetto boomerang a danno del cittadino, a danno appunto del paziente. Questo è il punto. Ripeto, si può anche sperimentare un percorso di cambiamento e di riduzione, perché sinceramente sono tante le aziende USL, ma stabilire che passi d'amblè così da 21 a 7, ecco, io intravedo qualche difficoltà. Su alcune sono pienamente d'accordo che era bene chiuderle, perché erano cose che praticamente non coprivano pochissime, diciamo, persone, qualche migliaio, diciamo, di cittadini, ma altre hanno invece un suo fondamento di esistere, sono appunto le realtà più lontane. Lei pensi alla montagna. La montagna è una realtà difficilissima da governare, o pensi al Polesine, questo territorio molto vasto, o pensi alla zona lagunare. Cioè, se tu togli, diciamo, quei punti di riferimento anche di responsabilità, è chiaro che c'è un vuoto, inevitabilmente l'abbiamo già misurato. Quando c'è un vuoto, diciamo così, di direzione, tu inevitabilmente non hai nessuno in grado appunto di intervenire con autorevolezza. E non puoi scaricarlo sul primario, sul medico, sull'infermiere o sull'operatore sociosanitario. Ci vuole una persona che responsabilmente, perché è anche, diciamo, venalmente parlando, retribuita per fare quel lavoro, che deve rispondere all'assessore alla sanità, che deve rispondere, diciamo, al governatore della Regione Veneto, e che deve rispondere soprattutto ai sindaci, perché i sindaci è bene una volta per sempre affermare che hanno una responsabilità diretta sulla nostra prevenzione, sulla salute di noi tutti, e loro devono essere coinvolti, devono essere compartecipi, diciamo così, alle strategie più generali del nostro sistema sociosanitario. Per quello che prima facevo questa obiezione sull'azienda zero, perché l'azienda zero permetteva sì una entrata, diciamo, dei sindaci, ma un'entrata, diciamo, dalla porta posteriore o dalla porta, diciamo, quella di servizio, e invece io dico che il sindaco deve essere la prima persona, perché per legge è il primo responsabile della nostra incolumità psicofisica. Questo è il punto, quindi un sistema. Poi, se lei mi permette, se i nostri telespettatori mi permettono, è bene che queste cose qui siano programmate assieme a tutti i soggetti interessati. Cioè non si può decidere dentro i palazzi di Palazzo Balbi o Ferrofini, devono essere coinvolti tutti i soggetti. Che vuol dire i rappresentanti sindacali, che vuol dire i rappresentanti delle associazioni. Sono stati sentiti però. Ma sì, sono stati sentiti, l'audizione, sì, io ti ascolto e poi decido. Non è così. Io ho sempre detto, e ribadisco più volte, che è bene che su questi grandi cambiamenti vi sia la concertazione.
sia il consenso e sia il coinvolgimento, perché ascoltare e poi decidere non va bene. È quello che sta avvenendo a Roma. A Roma stessa dire, cosa. però comunque a Roma non ascoltano neanche, perché Venezia e decidono. Roma magari delle volte litigano per vari motivi e anche a ragione, penso ai tagli alla sanità, Certo. ma poi hanno lo stesso comportamento. Però diciamo che a Roma non ascoltano neanche. No, sì, Per cui, cioè, là siamo ancora alla fase ancora peggio. No, va. qua veniamo interpellati, ascoltati e poi comunque decidiamo noi. Certo. Sull'ultima cosa, mancano pochissimi minuti, un minuto alla chiusura. Ricordiamo Filo d'Argento 899 59 88, l'Auser, volontariato, aiuto alle persone, quindi chi ha bisogno di un supporto anche solo di compagnia, Università della Terza Età, quindi cultura. Circoli culturali e soprattutto queste attività che quotidianamente noi svolgiamo con quasi 5.000 volontari, 5.000 in tutto il Veneto, e annualmente svolgiamo un'attività che possiamo equiparare a quasi 400.000 ore di attività di volontariato in tutto il Veneto. Che spaziano, dal trasporto protetto, all'accompagnamento protetto, ai pasti a domicilio, ai farmaci a domicilio, che spaziano appunto in queste attività di ascolto, che vuol dire la famosa telefonata amica. Collaboriamo con la Regione sui progetti sollievo, sui progetti stacco, sulle eccedenze alimentari, e quindi di conseguenza abbiamo un rapporto anche sinergico con la Regione alimentari, Veneto. No? Che Quindi cose anche non faticose. Che chiamiamo eccedenza alimentare, che poi vuol dire il banco alimentare. Quindi abbiamo questo rapporto di collaborazione e siamo dentro ai 7 centri di servizio di volontariato famosi CSV, dico famosi perché sono conosciuti, perché svolgono attività di servizio per aiutare il mondo del volontariato. Quindi è una realtà presente in tutti i comuni, e basta telefonare a quel numero che abbiamo più volte visto trasmesso in questa vostra trasmissione, e telefonare alle sedi provinciali o regionali dell'Auser. È gratuito, insomma c'è il modo di avere un aiuto, anche una compagnia soltanto, e non sentirsi soli, isolati a dover risolvere i problemi o doverli affrontare anche psicologicamente. E chi ha voglia di fare del volontariato, eccola, e tra l'altro chi vuole mettersi in gioco, noi lo accogliamo a braccia aperte. Bravissimo, mettersi in gioco, bisogno. impegnare il proprio tempo, che è una cosa che fa bene anche alla salute oltre che alla mente. Anche i giovani, le porte sono aperte anche ai giovani, perché qualche ora di volontariato i giovani secondo me farebbero bene. Grazie mille Franco Piacentini, Presidente dell'Auser Veneto, grazie a voi di averci seguito, noi come sempre ci ritroviamo domani.